Allora, dottoressa, stiamo parlando sempre con la dottoressa Valentina Guarnieri, direttore dell'unità di oncologia complessa, operativa complessa di oncologia 2 dello IOV. Lei è anche docente universitaria, tra l'altro, quindi fa anche insegnamento. Di che cosa si occupa? Che cosa insegna? Che approccio ha e che cosa riscontra anche come risposta all'insegnamento nei giovani futuri medici specializzati? Allora sì, io cosa le mi piace occupo, sì, allora vabbè, l'insegnamento è fortunatamente una parte della mia attività, e devo dire che per me è un'attività che è estremamente importante, come proprio nel mio percorso professionale ho sempre avuto questo aspetto legato alla mia di fatto carriera accademica, per cui la ho ricerca, iniziato, lo studio. Ricerca e didattica hanno sempre fatto parte del mio percorso proprio fin dall'inizio, fin da quando ero dottoranda, quindi devo dire che è un'attività che continuo a svolgere con estremo piacere. Io ovviamente insegno come materia l'oncologia medica, insegno sia al corso di laurea in medicina e chirurgia, ma anche al corso di statistica, che è un aspetto molto, molto interessante, perché si cercano di inquadrare gli aspetti oncologici. Questo è molto importante per la ricerca, quindi con la parte metodologica, e devo dire che è un corso che anche questo svolgo in collaborazione con le mie ricercatrici, il mio professore associato, che svolgiamo davvero con estremo interesse, perché è molto demanding confrontarsi con una disciplina non medica. Riuscire a vedere anche i progressi in base proprio alle statistiche, a vedere i risultati. Quello di fatto è uno strumento che a noi serve per tutta la metodologia della ricerca, e devo dire che la parte dell'insegnamento è una cosa che ancora secondo me è molto importante, perché mantiene vivo di fatto l'entusiasmo rispetto a confrontarsi con gli studenti. Ecco, fa sì che davvero si debba mantenere un livello sempre alto rispetto a quello che è la parte di aggiornamento, perché non è solo l'aggiornamento scientifico, che è chiaro che per noi è quotidiano, perché ovviamente dobbiamo a parte come ricercatori produciamo anche, contribuiamo noi anche alla ricerca, alla produzione di dati e di studi nostri, quindi quello ovviamente è una parte dovuta rispetto al nostro percorso, ma è importante anche diciamo sintetizzare quelli che sono gli avanzamenti per il messaggio che poi va dato agli studenti del corso di laurea in medicina e chirurgia, che ovviamente escono medici, non escono oncologi, non tutti vorranno fare gli oncologi, però visti i numeri di cui parlavamo, eravamo limitati al tumore della mammella, dobbiamo dire che l'oncologia, il paziente oncologico alla fine sarà in ogni percorso che uno faccia, da oculistica a geriatria, a cardiologia. Pazienti oncologici sono, quello che dico sempre, sono un po' di tutti, perché visti i numeri, vista l'incidenza e visto che la situazione in cui viviamo, quindi è chiaro che l'oncologia è una materia che ha la sua importanza, e quindi è molto, diciamo, challenging per noi docenti ogni anno, quindi aggiornare le lezioni in modo che ovviamente non sia un elenco a cui si aggiungono cose, ma di riuscire poi a sintetizzare, a dare il messaggio giusto per sintetizzare una disciplina che è altresì estremamente vasta, e suscitare l'attenzione. Ma c'è la voglia studenti ancora da parte, perché mancano i medici, no? Questo lo sappiamo, in qualsiasi ambito, anche in quello oncologico purtroppo mancano. Lei che ha contatto tanto con la parte clinica quanto con la direzione, per cui un ruolo anche di responsabilità e di gestione, e poi con i giovani, quindi con l'insegnamento, cos'è che non è stato fatto, non viene fatto, si continua a sbagliare per non rendere così incentivare, per non rendere come una volta anche questa professione attrattiva, e per tanti medici fa sì che desistano poi? Sì, allora no, il fatto che oggi mancano
fondamentalmente i medici, è legato a una programmazione che da qualche parte evidentemente ha fallito, perché se pensiamo al numero chiuso a medicina, io ho tantissimi, già anche ai tempi in cui io faccio parte di uno dei primi anni in cui era entrato in vigore il numero chiuso, e io ho avuto tanti miei amici, colleghi che purtroppo hanno fatto altro perché non sono entrati a medicina, ed è un fenomeno che anno dopo anno l'abbiamo visto. Quindi questo è stato un po' un primo step. Probabilmente c'è stato un primo step lì, e poi ricordiamoci che c'è il filtro delle scuole di specializzazione, che anche esiste, lì per anni ci sono medici che non hanno avuto accesso al percorso della formazione specialistica, e quindi poi ci siamo trovati a un certo punto che c'è stata carenza soprattutto di specialisti. Poi devo dire che in oncologia noi siamo, tra virgolette, abbastanza fortunati, perché intanto abbiamo sempre un numero di specializzandi che ampiamente è in numero con quelle che sono le capacità formative della scuola, e quindi siamo in linea con quelle che sono poi le esigenze, anche se sul territorio effettivamente un po' di carenza ancora c'è, ma credo che nel giro di un paio d'anni si possa andare a regime. Il problema è soprattutto nelle discipline, tra virgolette, più logoranti, tipo emergenze, pronto soccorso, anestesia, che è chiaro che sono dei lavori estremamente impegnativi con la qualità di vita, e soprattutto che dovrebbero avere un riconoscimento, a mio avviso, anche di remunerativo diverso, perché è chiaro che se uno lavora prevalentemente in turni festivi, notturni, in un lavoro che è stressante dal punto di vista mentale e fisico, ci vada un riconoscimento diverso. Purtroppo c'è una fuga di queste figure sui sistemi privati, che quindi riconoscono orari diversi, salari diversi, e quindi è chiaro che questa parte qui, è chiaro che poi un medico in pronto soccorso non ci può lavorare 40 anni, dopo 7 o 8 è stanco, per cui forse ci andrebbe anche una riconsiderazione dell'inquadramento di queste figure, dei carichi di lavoro, del riconoscimento anche economico che oggi penalizza il sistema sanitario nazionale rispetto alle strutture private. A lei che cosa affascina dell'oncologia? In modo particolare la specializzazione che si fa in senologia? Ma io devo dire che non so, quando mi confronto con amici, colleghi, io dico non immagino di aver potuto fare una cosa diversa da questa, cioè non mi vedo in nessun'altra branca della medicina, assolutamente, perché c'è sempre lo stimolo a migliorare. Lei ha iniziato dicendo avete avanzamenti ma non siete soddisfatti, è proprio questo il punto, cioè, è proprio la curiosità, la domanda, ed è il fatto che la ricerca per me nasce dai bisogni dei pazienti. Quindi è una sfida. Quindi i quesiti sono proprio legati al fatto, tante volte ci troviamo col mio gruppo di ricerca sulle progettualità delle cose, e proprio io dico, ma mi spiegate perché questa qui che sembra uguale a quest'altra, questa è andata bene e questa è andata male, cioè proprio confrontando gli scenari, e da lì nasce la curiosità e la voglia di fare di più, e che trova poi una sua applicazione proprio che ritorna sui pazienti. Quindi magari è sempre il discorso per cui si parte da una domanda a cui non abbiamo saputo dare risposta, cerchiamo magari il laboratorio, confrontando i tessuti, confrontando... Quindi lei va anche in laboratorio? Io personalmente no, però noi ci appoggiamo in collaborazione, ovviamente la ricerca si fa per forza attraverso il laboratorio, e quindi noi abbiamo una collaborazione importantissima, e quindi noi mettiamo su questi progetti insieme ai nostri colleghi dell'anatomia patologica, dei laboratori di biologia molecolare, e il principio, quello che oggi è la ricerca, è proprio quella
sì, del nuovo farmaco che sempre di più va insieme all'identificazione dei bersagli molecolari e di quello che il farmaco fa sul tumore, proprio alla ricerca dei meccanismi di resistenza o sensibilità che sperabilmente ci porteranno davvero poi a trovare il farmaco specifico per quel specifico tumore di quella specifica paziente, per cui stiamo lavorando molto in quest'ottica anche con modelli sperimentali proprio per riuscire sempre di più ad arrivare al successo terapeutico. Successo terapeutico, stiamo parlando di terapia, di grandi battaglie nei confronti del tumore, e agire sul discorso sulla prevenzione sarebbe però i fattori scatenanti, quanta ricerca c'è nel capire le cause, perché dal momento in cui io riesco ad individuare le cause, forse in piccola parte, o dipende quanto, si riesce ad ovviare anche poi a quella successiva dell'ammalarsi. Quindi quanto c'è di impegno anche da questo? Allora, e quanto si conosce delle cause di questo tumore specifico? Allora, qui è un argomento molto importante, quello della prevenzione, perché per il tumore della mammella dobbiamo riconoscere il fatto che è una patologia che riconosce una serie di molteplici fattori di rischio, per cui noi sappiamo che c'è un rischio maggiore di sviluppare il tumore alla mammella in caso di familiarità, c'è un rischio che è molto maggiore se ci sono delle specifiche forme eredofamiliari, che sono quelle ormai famosissime di Angelina Jolie. Recentemente c'è stata anche Bianca Balti che ha anche lei lo stesso fenomeno di tumore potenzialmente ereditato, quindi si eredita il fattore predisponente allo sviluppo di tumore, dove si agisce con la prevenzione anche chirurgica, che è assolutamente legittima in questi casi. Ci sono sicuramente fattori legati proprio all'assetto ormonale, quindi tanto più precoce il menarca, tanto più tardiva è la menopausa, maggiore è il rischio. Ci sono il rischio legato alla gravidanza, le gravidanze sono protettive, quindi la gravidanza tardiva sicuramente costituisce un fattore di rischio aggiuntivo, e poi ci sono i fattori legati allo stile di vita, quindi l'obesità, la sedentarietà, l'alimentazione ricca in grassi, l'alcol. Sono però tutti fattori che non hanno un peso come quello riconosciuto: fumo di sigaretta, tumore del polmone, per cui elimino il fumo di sigaretta e so che ridurrò in maniera imponente il numero di tumori del polmone. E quindi qui è molto importante avere intanto un approccio di informazione che sia corretto, quindi è chiaro, recentemente c'è stata una apertura un po' sull'alcol. Però è stato detto in modo evidente che potrebbe essere un fattore. L'alcol lo sappiamo da tantissimo tempo che è un fattore. No, in realtà sì, questo si dice, l'alcol è un noto fattore di rischio, non solo per i tumori quelli più diciamo anche intuitivamente correlati, che sono il tumore al fegato piuttosto che i tumori del testacollo, che sono sicuramente quelli che, se pensiamo alcol tumore, ci vengono in mente prima. Ma si sa, io ormai sono 15 anni che nella mia lezione agli studenti c'è l'alcol come fattore di rischio per il tumore alla mammella, quindi in realtà che non si faccia informazione su questo non è del tutto vero. Però è fondamentale intanto che non passi il messaggio che se non bevo il rischio è zero, perché non è vero. Ci sono pazienti che hanno il tumore alla mammella e non hanno nessun fattore di rischio noto, per cui mangiano sano, fanno attività fisica, non hanno familiarità, zero alcol, limitano tantissimo. Cosa può essere stato? Sono i fattori genetici che ancora non conosciamo, perché noi c'è la punta dell'iceberg, che è la mutazione BRCA nelle sindromi eredofamiliari, ma poi è chiaro che il tumore è estremamente frequente, per cui è proprio, può essere l'assetto ormonale, possono essere in realtà fattori che ancora noi non conosciamo, ma quello che è importante è che è il contesto globale del soggetto. Cioè, se io non bevo ma sono obeso e sto sempre seduto davanti alla televisione, il mio rischio è più alto di chi fa attività fisica e è normopeso e magari beve il bicchiere di vino. È importante
distinguere tra alcol e vino, perché l'alcol è dannoso e lo sappiamo, l'alcol contenuto nel vino è comunque alcol, ma il vino contiene anche antiossidanti, quindi ora demonizzare e dire che studi sull'effetto cardioprotettivo sono tutti da buttare via, credo che sia sbagliato, e soprattutto non deve passare il messaggio che non c'è correlazione con la quantità, perché in tutti i fenomeni di cancerogenesi tanto più sono esposto e quindi nel tempo e quanto più quantitativamente all'agente causale sono esposto, più alto è il rischio. Quindi attenzione, perché se io dico il rischio 0 è solo 0, mi aspetto che se non bevo non mi viene il cancro e non faccio tutto il resto della prevenzione che invece devo fare. 2, se tanto non rinuncio al bicchiere di vino, allora ne bevo 4, tanto è uguale, che questi sono secondo me messaggi più diseducativi in assoluto. Quindi stili di vita in generale, attività fisica su base quotidiana, limitare l'alcol, se non si beve non bere, se ormai si beve non si devono superare l'unità alcolica, perché nella donna è ancora più l'effetto pericoloso. Quindi l'unità alcolica, che vuol dire un drink, non 3 bicchieri al giorno, ma quella è la dose assolutamente da non superare. E poi, ripeto, va contestualizzato rispetto al rischio a tutti gli altri cofattori. I fattori ambientali, perché c'è stato, dopo nulla è stato ancora, per quel che ne sono a conoscenza, quindi la mia misera posizione, non sono stati fatti studi sufficienti, o ci sono forse elementi probatori sufficienti per dire che, per esempio, quando c'è stato Chernobyl della situazione, quindi l'ondata radioattiva che ha raggiunto certe parti d'Italia, si riscontra da 20 anni di distanza un incremento effettivamente di neoplasie, in modo particolare al seno, ma così è successo in tante aree del mondo dove hanno riscontrato che a seguito di fattori ambientali che purtroppo prescindono dalle persone, perché lì ci sono stati questi aumenti di neoplasie nei paesi, per esempio, vicini a dove ci sono state queste inondazioni radioattive. Mi viene in mente la radioattività, ma può essere anche, non so, altre sostanze presenti nell'acqua anziché in quello che mangiamo, quindi l'elemento ambientale. Ci sono studi sufficienti, secondo lei, per avvallare anche questo tipo di esposizione e attuare delle forme di prevenzione, oppure non ancora? Siete così concentrati? Ci sono degli studi che hanno visto, per esempio, l'esposizione al radon aumenta il rischio, ma anche la radiazione ultravioletta comunque aumenta il rischio di tumori cutanei, quindi sicuramente per il tumore della mammella dobbiamo dire che ancora ci sono assoluti margini di quindi ancora tutto in una fase. Quindi diciamo che sul tumore alla mammella le raccomandazioni sono quelle legate allo stile di vita, e poi ovviamente non dimenticare, questa è tutta ovviamente prevenzione primaria, e poi c'è ovviamente l'importanza della prevenzione secondaria, cioè dello screening, quindi che è un altro aspetto fondamentale, che però rimane uno dei capisaldi della prevenzione per quanto riguarda il tumore della mammella. Un'ultima cosa, so che voi in modo particolare IOVA avete dedicato anche una parte importante sia alla prevenzione, screening, fate delle campagne di sensibilizzazione per le persone, per le donne più giovani, anche prima dei 40 anni, ma anche nella patologia della donna anziana. Tante volte ci sono donne anziane che non superati magari 70 anni fanno più lo screening, che non seguono più perché pensano di aver superato il momento di rischio. È così oppure no? Quindi la patologia nella donna anziana è sempre un problema? La patologia nella donna anziana è un problema che non deve essere assolutamente sottovalutato, ed è molto importante nel momento in cui si esce dalla fascia dello screening ricordare che si esce dallo screening non perché non c'è più un rischio di sviluppare il tumore alla mammella, che invece è vero, e questo secondo me bisognerebbe lavorare molto su questo tipo di comunicazione. Il principio è che lo screening si basa su una evidenza di rapporto tra virgolette rischio-beneficio, nel senso che rispetto all'applicazione del test io guadagno in donne guarite, quindi riduco la mortalità, e questo negli studi è dimostrato soprattutto nella fascia di età fino ai 70-75 anni. Cosa cambia? Cambia che in una diagnosi fatta
in una fascia di età più elevata, verosimilmente il mio trattamento e la mia potenzialità curativa in senso di guarire non cambia se io faccio una diagnosi di un nodulo di 7 mm alla mammografia o se la faccio di un nodulo di 1,5 cm perché palpo il nodulo. Quindi uscire dalla fascia dello screening non vuol dire che non c'è più rischio, vuol dire che verosimilmente il trattamento che io applicherò, perché ovviamente in una donna di 80 anni magari non faccio la chemioterapia che farei invece in una donna di 50, quindi e non perché non sia necessario o non voglia farlo, ma perché verosimilmente ho la stessa probabilità di ottenere un risultato soddisfacente anche facendo dei trattamenti più adeguati rispetto all'età. Quindi è importante raccomandare che una visita senologica comunque andrebbe comunque fatta, anche quindi sopra i l'autopalpazione, 70-75 anche sopra, diciamo, ora le raccomandazioni europee sullo screening sono 45-75, quindi queste dovrebbero essere comunque assicurate dopo i 75 continuare. Dopo i 75 però continuare magari con l'autopalpazione e la sorveglianza, quindi non che poi arrivi alla diagnosi con un nodulo di 8 cm perché no, ma io ho smesso lo screening quindi finito il problema, no, ecco, quindi un pochino di attenzione anche ai medici di medicina generale, ogni tanto visitiamole queste pazienti, queste signore. Grazie. Perché questo serve. Dottoressa, siamo giunti al termine, un consiglio che si sente di dare, un qualcosa che dalla sua esperienza, che magari non riesce mai a dire alle pazienti quando le ha davanti a sé, o riesce a dirlo ma lo può dire anche in televisione? Ma mi piacerebbe lanciare un messaggio sulla ricerca, perché la ricerca è fondamentale. E io credo che noi in istituto cerchiamo di offrire sempre l'opportunità alle nostre pazienti di partecipare a studi clinici che a volte sono interventistici con farmaco, possono anche essere degli studi osservazionali, perché una cosa importante che abbiamo anche accennato prima, 5 anni fa c'era il test, non c'era, però quello che oggi è lo standard di terapia lo dobbiamo al fatto che 10 anni fa, 15 anni fa, 5 anni fa le pazienti hanno accettato di partecipare a studi clinici di cui l'esito ovviamente all'epoca era imprevedibile, ovviamente noi facciamo degli studi per sperare che un nuovo farmaco, e abbiamo tutte le basi per fare uno studio perché sia meglio, però non sempre questo poi succede. Quindi io credo che sia importante fidarsi della ricerca, perché ancora oggi vediamo un po' di titubanza, soprattutto a volte da alcuni medici di famiglia o di alcuni pazienti, dire ma non è che sono una cavia. No, allora la ricerca oggi ha una garanzia dal punto di vista dell'eticità di quello che si fa. Arrivare a fare un protocollo di ricerca vuol dire poi si può partecipare a delle cure straordinarie che altrimenti c'è l'opportunità di provare nuovi farmaci. La sperimentazione oggi è regolamentata in maniera che tutela assolutamente il paziente, quindi il paziente in uno studio clinico ha sicuramente accesso a quello che è il miglior standard e forse qualcosa che potrà migliorare lo standard. Quindi partecipare agli studi è fondamentale, perché solo attraverso la ricerca noi possiamo davvero generare un'evidenza che sia sufficiente da poter poi effettivamente supportare gli avanzamenti terapeutici, quello che potrà essere lo standard in futuro. Questo messaggio è importantissimo. Io infatti non ero a conoscenza, l'ho imparato da voi un paio di volte che ho avuto l'opportunità. Questo che lei ha ribadito è fondamentale, perché effettivamente se non si è a conoscenza, se voi non lo dite così in modo chiaro, aperto, pubblico, si ingenerano dei dubbi, delle perplessità che invece non avrebbero ragione d'essere. Poi insomma è per il beneficio anche di tutti. Io la ringrazio tantissimo, le auguro buon lavoro, la ringrazio ancora di aver dedicato del tempo prezioso, però è anche importante, appunto come diceva lei, comunicare e rendere partecipe le persone di quello che voi fate e che è importantissimo per tutti quanti noi, per la nostra salute. Grazie a voi. Grazie dottoressa, cari telespettatori, grazie anche a voi di averci seguito. Io vi lascio, buona serata, buon proseguimento, ci vediamo presto.